Buonasera, ospiti di questo nostro speciale. Oggi sono il dottore Salvatore Cultrera, amministratore condominiale, nonché presidente della NACI. Grazie dottore per aver partecipato a questo nostro invito. E l'architetto Giuseppe Grimaldi. Grazie architetto. Grazie a voi. Parleremo uno speciale dedicato all'ecobonus 110%, o meglio conosciuto come efficientamento energetico per gli edifici condominiali. Allora, dottore Grimaldi, una legge che diciamo inizialmente è stata presa un po' con tanti dubbi e tante diffidenze, che però abbiamo visto sta funzionando. Vi faremo vedere delle immagini relativamente ad un cantiere cui presenti hanno curato tutto l'iter. A novembre è iniziato, vedremo le immagini del cantiere quando era in fase di opera e vedremo le immagini che questa mattina abbiamo realizzato, che il cantiere è finito, per cui l'impresa ha partecipato anche l'Umbresa, la Duferco Energia di Genova, che ha curato un po' tutto i lavori di ristrutturazione. Dottore Cultrera, prima di passare la parola all'architetto Grimaldi, quanto è difficile convincere i condomini ad aderire a questo ecobonus 110%? Poi all'architetto Grimaldi chiederemo cos'è l'ecobonus 110%. Guardi, c'è tantissimo scetticismo da parte dei condomini, perché hanno una grande diffidenza nel pensare che questi interventi si possono fare effettivamente ad costo zero, per cui la prima domanda che in assemblea fanno tantissimi condomini è quella di dire: ma è sicuro, ma è vero che noi non usciremo manco un euro? Non credo che a fine lavori effettivamente saremo poi obbligati ad sostenere delle spese. Questo è il problema che si solleva in ogni assemblea. E poi l'altra paura è i controlli da parte dell'Agenzia dell'Entrata e dell'Enea. Quindi diciamo che questi sono i dubbi che vengono in assemblea, vengono riportati in assemblea. Io cerco di spiegare che questa è una norma che nasce ad agosto, a seguito poi del coronavirus, ma in realtà già da 3-4 anni esiste. Prima si chiamava ecobonus, super bonus, perché prevede fino al 110%, quindi diciamo che ciò che bisogna fare è affidarsi a professionisti e a un amministratore che abbia, come dire, le capacità e le conoscenze perché si possa raggiungere questo obiettivo che grazie diciamo soprattutto anche alle competenze dell'architetto Grimaldi e dei suoi soci abbiamo tranquillamente portato a termine, finendo il primo cantiere che condominio che notevolmente, non soltanto da un punto di vista energetico, è stravolto, ma anche da un punto di vista, come dire, estetico. È un condominio notevolmente bello, che ha una sua che fa piacere, come dire, vedere. Immaginiamo se tutta la città facesse questo grande sforzo, tant'è vero che io ho cercato anche di coinvolgere l'amministrazione, chiedendo che venisse istituito proprio un ufficio apposito per agevolare i tecnici nella ricerca dei documenti, per cui diciamo che non stiamo parlando né di fantascienza né di favola, ma stiamo parlando di fatti veri. Noi abbiamo finito il primo cantiere, ne abbiamo iniziato un secondo sempre ad Monserrato. A Monserrato ne inizieremo un altro, ma i nostri condomini possono diventare addirittura dei condomini passivi, cioè i nostri condomini non soltanto avere un guadagno immediato nel fatto che ristrutturiamo i nostri immobili, ma ciò che
secondo me ancora più importante, è la possibilità di azzerare le nostre utenze, perché io dico sempre per i condomini che le utenze gas e Enel sono in realtà un piccolo mutuo, un piccolo prestito che abbiamo per tutta la vita, a differenza di un mutuo ipotecario che andiamo a stipulare, ad accendere per acquistare la nostra casa, che ha un termine. Invece le bollette le paghiamo fino alla nostra morte. Quindi diciamo che usufruire di questa possibilità che ha dato questo governo, onestamente dico, secondo me è stata l'impronta più importante che potranno lasciare i due governi che poi hanno il primo, il governo Conte, ed il secondo, il governo Draghi. Sarà un'impronta importante anche da un punto di vista di rilancio dell'economia, perché immaginiamoci quanto lavoro si potrebbe dare e si sta dando attualmente dalle imprese ai tecnici, e quindi a tutto l'indotto che c'è dietro una ristrutturazione importante, perché non è che ci limitiamo soltanto alla ristrutturazione delle facciate, ma andiamo entriamo dentro gli appartamenti sostituendo infissi, quindi c'è il serramentista che lavora, sostituendo le caldaie, quindi c'è l'impiantista che lavora, sostituendo le porte blindate, le caldaie. Cioè è ovvio che è un'iniziativa che ha mille aspetti positivi, sia per il cittadino che si vede riqualificare il proprio immobile, sia anche da un punto di vista economico. Diciamo che in questo periodo è importante dare un rilancio alla nostra economia, e sappiamo che il nostro paese, l'edilizia è una degli elementi portanti della nostra appunto economia. Bene, poi continuiamo. Allora, architetto Grimaldi, parliamo dell'aspetto tecnico invece, che voi come studio associato avete fatto. In questo caso, se vediamo qualche immagine, magari vediamo la differenza tra com'era e com'è il cantiere. Ecco, molti si preoccupano, parliamoci chiaro, questa è la preoccupazione maggiore di molti condomini, che poi alla fine, insomma, la gratuità non c'è, no? Invece c'è, esiste, e poi lei mi deve spiegare perché si chiama 110%. Io partirei direttamente invece da quest'ultima domanda. Perché si chiama 110%? La premessa è che in un momento in cui eravamo in lockdown, venivamo da anni di crisi dell'economia, soprattutto legata al settore dell'edilizia. Si è pensato a questo incentivo, si è aumentato questo incentivo perché esisteva un incentivo che si chiamava Eco Bonus al 70-75%. Si è pensato di aumentarlo per due aspetti. Uno, in quanto l'Italia è comunque si è obbligata con i paesi della Comunità Europea ad abbassare l'immissione in atmosfera di sostanze climalteranti, e quindi doveva fare degli interventi di contenimento dei consumi a livello energetico. Dall'altro lato, per rilanciare il settore dell'edilizia. E lo ha reso vantaggioso non portandolo al 100%, cioè significa gratis, ma portandolo al 110%, ovvero non solo fa i lavori gratis, ma chi li fa guadagna in più anche un 10% di bonus. Interrompo perché queste sono le immagini che stiamo vedendo di quando è stato inaugurato il cantiere, quindi possiamo vedere il condominio, in questo caso un condominio di Monserrato com'era, e poi lo vedremo come classico sarà. condominio. Perfetto. Degli anni 80. No, prego. Cooperativa, diciamo, cooperativa edilizia classica degli anni 80, con segni di ammaloramento dovuti ovviamente al tempo che nel frattempo è trascorso. Ovviamente gli interventi necessari erano a parti di intonaco che erano appunto già cadute, come vedete in queste immagini, ma anche diverse zone ammalorate. Si è fatto un restyling, si è ridata dignità a questa struttura condominiale, ma si è fatto anche efficientamento, che non è da sottovalutare, perché passare dalla classe energetica G alla classe A significa che si ha un risparmio. Ecco, vediamo proprio esatto, le cose tipiche che si vedono nei condomini di una certa
esatto, sì. anzianità. Passare appunto alla classe A significa un risparmio in bolletta di circa 250 euro all'anno, che capisco possono essere pochi, però se li sommiamo ai lavori realizzati, lavori per quasi 700.000 euro, in un condominio in cui erano state già stanziate delle somme per fare semplice manutenzione. Questo è tutto lo staff, le immagini state vedendo, che devo assolutamente ringraziare per il lavoro. Considerate che dietro all'apertura di un cantiere c'è tanto lavoro da parte del dottore Cultrera, degli amministratori che convocano assemblee, spiegano in assemblea cosa fare, ma c'è anche tanto lavoro da parte dei nostri colleghi tecnici che si prodigano, studiano il caso per portarlo poi per portarlo in porto. Ci tengo a sottolineare che questo è stato il primo cantiere del sud Italia, Sì. il terzo in Italia, parliamo di cantieri condominiali, e che è stato Ecco, queste sono le sponsorizzato. immagini che abbiamo fatto stamattina, quindi si vede benissimo la differenza, insomma. Notevole. Sì, notevole. Notevole differenza, ripeto, tutto questo a costo assolutamente zero. E gli aneddoti potrei raccontarne a decine. Il più grazioso è stato un condomino che mentre montavamo il ponteggio si chiedeva se fosse veramente, ma allora è vero che lo state facendo gratis, perché mi avete anche restituito i soldi? Perché dobbiamo ricordare, questo è un condominio in cui erano state stanziate delle somme per fare della semplice manutenzione, e il dottore Cultrera ha restituito queste somme, per cui, e c'era ancora chi non ci credeva, per cui veramente capisco che c'è molta diffidenza, però se noi pensiamo alle motivazioni che ha lo Stato, che da un lato deve rilanciare l'economia e il comparto edilizio in genere, e dall'altro lato ha obblighi nei confronti della comunità europea per l'abbassamento delle emissioni in atmosfera, perché l'Italia paga multe salatissime e quindi ha deciso anche per questo motivo di investire in questo settore. Il problema semmai è un altro, che noi purtroppo non riusciremo a fare tutti gli interventi che oggi la gente chiede, non solo a me ma a tutti i tecnici che stanno lavorando. E perché ci sono, non dal punto di vista della tecnico, è un problema dei tempi, perché la proroga è una, diciamo, se non viene fatta una proroga in un arco temporale abbastanza medio-lungo, è difficile andare a intervenire su tutte, perché adesso Quindi ci sono c'è tantissime un tempo richieste. in cui preciso il lavoro va iniziato e va finito, Entro no? ad oggi, se non Sì. ci sono altre modifiche, entro il 30 giugno 2022 dobbiamo finire almeno il 60% dei lavori. Quindi potremmo fare davvero ben poco se non ci fosse se non intervenisse nel frattempo una buona proroga. Però è già qualcosa. Chi è arrivato prima ovviamente sta usufruendo di questi benefici. Nel frattempo c'è stato anche poco tempo per i tecnici per studiare la materia, per cui speriamo che anche questa nostra incontro di oggi possa incentivare anche chi è ancora restio, Titubante, insomma, certo. a conferire degli incarichi tecnici ai tecnici che, devo dire che anche soprattutto in provincia di Agrigento hanno studiato molto, si sono preparati per affrontare la materia. Ecco, prima di passare alle interviste di oggi che abbiamo fatto al partner, diciamo, importante della Duferco, il ruolo della Duferco qual è stato, dottore Cultrera? La Duferco è stato il finanziatore, cioè chi ha effettivamente ci ha consentito di fare l'operazione, chi ha volgarmente detto uscito i soldi. Cioè la Duferco ha completamente finanziato l'operazione, per cui noi abbiamo fatto un contratto con la Duferco che ha pagato l'impresa che ha effettivamente eseguito l'intervento, per cui dico che ha un ruolo importante, ha svolto un ruolo importante, anche perché diciamo che questo è stato, come diceva l'architetto Grimaldi, il primo cantiere, e avere onestamente alle spalle una multinazionale, perché dico, la Duferco è una multinazionale che ha già operato nel passato, perché come ho detto io, come ha detto anche l'architetto Grimaldi, l'ecobonus già da 3-4 anni, loro avevano fatto altre operazioni del genere, per cui diciamo che
che ha finanziato, avere dietro un colosso come la Duferco ci ha tranquillizzato, la quale non soltanto ha finanziato l'operazione, ma ha assistito e verificato la corretta esecuzione dell'immobile. Ogni settimana veniva un ingegnere della Duferco a verificare l'operato dell'impresa e del tecnico, e ogni 2 settimane venivano gli ispettori della RINA a verificare la sicurezza dell'immobile, la sicurezza dei lavoratori, per cui diciamo che è stato avere come primo cantiere l'apporto di un'azienda di un colosso ci ha anche tranquillizzato per eventuali controlli. Oggi finalmente sono venuti i funzionari della Duferco e abbiamo collaudato positivamente i lavori. Io voglio fare un ultimo inciso, perché dico l'operazione è gratuita. L'unici soldi, importo che hanno uscito ai nostri condomini, questi sono stati di circa 400-500 euro. Perché cada uno o complessivamente? No, ognuno 500 ognuno. euro, cioè, stiamo parlando assolutamente sì, del nulla, perché ci sono degli interventi che non vanno in super bonus, che sono la tindeggiatura delle ringhiere, la sostituzione degli invisti del vano scala e il portone. Questo è per dare la chiarezza, per essere, come dire, trasparenti e limpidi come dobbiamo essere. Ma stiamo parlando di un appalto di oltre 700.000 euro, dove non soltanto hanno beneficiato i condomini la ristrutturazione della facciata, ma anche la sostituzione di infissi e caldaie, quindi diciamo che sostenere una spesa di 500 euro, tra l'altro dico per sostituire poi gli infissi della scala il portone, diciamo, avrebbero potuto anche... Quindi la legge non prevede... Assolutamente, la legge prevede una cosa sciocca a mio parere, che non possono usufruire del super bonus i vani freddi, non riscaldati, non riscaldati, freddi, quindi non riscaldati, per cui se in un condominio ci sono degli appartamenti che non sono riscaldati, non hanno impianto di riscaldamento, questi non possono beneficiare del super bonus. Con la legge di bilancio del 2021 hanno, come dire, messo una prima toppa. Io mi auguro che successivamente la toglieranno questa stupidaggine. Per esempio i tetti prima, se c'erano i tetti i tetti morti, i tetti non si potevano andare ad rifare. Oggi questa limitazione con la legge di bilancio l'hanno eliminata. L'augurio è che con il decreto che dovrà uscire entro la prossima settimana, si diceva entro il 15, quindi il decreto semplificazione, possano togliere tutta una serie di limitazioni e di diciamo incongruenze, perché diciamo secondo me non hanno, pur non essendo un tecnico, ritengo che siano soltanto delle sciocchezze che possono soltanto creare soltanto dei problemi. L'augurio è che con il decreto semplificazione ci siano una serie di appunto semplificazioni per quanto riguarda il super bonus. Si pensa che ci saranno sicuramente delle novità importanti che dovrebbero rendere più semplice l'operazione. L'architetto Grimaldi per questo condominio di 9 unità immobiliari ha fatto un progetto di 450 pagine, cioè che io non ho stampato ai singoli condomini, ma ho proprio per l'importanza e per evitare di stampare carta, dato che dobbiamo essere più ecologici
possibili, dato che l'ho pubblicato sul sito dello studio. Però, a parte la battuta, dico, stiamo parlando di un condominio di 9 unità immobiliari dove c'è uno studio importante da parte dell'architetto Grimaldi e del suo staff, un progetto di 450 pagine, quindi basta. Allora, vediamo queste interviste fatte ai responsabili del Duferco, che oggi sono venuti un po' a controllare. Tutto è andato bene, dico. Sì, anche il pranzo, sì. Sì, no, dico, è andato bene, Sì, cioè, sì, sì, i no, lavori tutto. sono stati Sì, eseguiti hanno- a regola d'arte. Poi ho visto che a fianco si sta prendendo un altro abbiamo cantiere. avviato, è stato un avanzamento già abbastanza importante i lavori in un altro cantiere. Stiamo cercando di, come dire, di regalare laddove possibile ai nostri concittadini un'opportunità, perché è davvero un'opportunità e mi dispiace solo che non tutti possano coglierla, perché se non ci sarà una buona proroga purtroppo non tutti potranno realizzare i lavori. sì, anche perché c'è molta Perché diffidenza, c'è molta diffidenza. Perché lo Stato, diciamo, Ma da un lato dobbiamo capire, che nella proroga, eppure dico, è un'opera che di io soldi, vedo sta allora, avendo. dobbiamo capire Ma che l'economia bisogna sì, anche però sorreggerla dobbiamo, sotto questo dobbiamo punto di capire vista. che questi soldi qualcuno glieli mette. Io non li metto, il dottore Cultraro non li mette, i condomini non li mettono, la Duferco li mette ma se li riprende, perché mette 700.000 e ne recupera 770.000 in tasse non pagate. Chiaramente sono tutte tasse che vengono in meno allo Stato. È vero che però genera, ogni euro speso in edilizia ne genera circa 6 di spesa corrente, per cui io spero che quando arriveranno da parte di chi si occupa della materia gli studi macroeconomici di tutto quello che sta generando il super bonus, spero che venga fatta una giusta proroga, perché bisogna arrivare almeno al 2025 se non renderlo strutturale, esattamente come è venuto col bonus casa, che è un bonus strutturale che ci consente da circa 20 anni di ristrutturare i nostri immobili pagando solo il 50%. Bene, io manderei queste interviste ai responsabili della Duferco che abbiamo fatto stamattina. Completati i lavori di efficientamento energetico del condominio di Agrigento, sito a Monserrato, denominato Domus Amici. I lavori iniziati nello scorso mese di novembre sono stati perfettamente eseguiti nei modi e nei tempi stabiliti e hanno permesso ai condomini del palazzo di non spendere un euro grazie alla legge del super bonus 110%. Tutto ciò è stato possibile grazie alla collaborazione tra l'impresa esecutrice la Duferco Energia, il responsabile dei lavori il dottore Salvatore Cultrera e il progettista l'architetto Giuseppe Grimaldi. Sì, ci ritroviamo a Monserrato a distanza di circa 5 mesi e abbiamo restituito dignità a una struttura edilizia condominiale che necessitava di alcuni lavori. Come vedete dalle immagini abbiamo appunto rifatto un restyling intero dell'immobile, efficientandolo, quindi non solo la possibilità di andare a risparmiare sulle opere manutentive che erano comunque necessarie, ma anche l'opportunità di portare dalla classe G in cui si trovava, classe energetica G in cui si trovava l'immobile, alla classe A. Perché insomma, come vedete abbiamo sostituito gli infissi, le caldaie, abbiamo messo i pannelli solare termici, per cui anche l'acqua calda sanitaria, ovviamente rifatto il prospetto con la tipologia a cappotto, insomma un lavoro completo che senza alcun centesimo da parte dei condomini si è potuto portare avanti grazie a questa norma super bonus 112%. Da parte nostra come progettisti e come tecnici in generale, da parte delle aziende, delle maestranze, da parte dei finanziatori c'è grande soddisfazione, perché appunto grazie a questa norma abbiamo potuto dare questa opportunità ai condomini che difficilmente con fondi propri avrebbero potuto fare lavori così importanti di riqualificazione anche energetica. Quindi stiamo cercando a tutti i livelli di fare in modo che questa norma venga prorogata nel tempo, perché si possa dare la possibilità a tutti quelli che adesso chiedono di eseguire i lavori, si possa dare appunto la possibilità di eseguirli. Sono conclusi e siamo venuti a collaudare, diciamo, la fine del cantiere, quindi direi conclusi bene. Il compito della Duferco qual è sostanzialmente, fattivamente? Cosa fate voi?
La nostra attività è quella di appaltatore delle opere, che poi dà la possibilità ad ogni condomino di poter riconoscere la parte coperta dal credito d'imposta a mezzo cessione. Quindi noi però ci rendiamo anche garanti di tutto il processo, monitorando, benché non siamo noi progettisti, comunque monitorando il progetto, monitorando la parte tributaria, quindi tutto al fine che rispetto agli enti preposti al controllo, quindi la situazione sia tutta regolare. Cosa dire ai tanti che magari sono titubanti e che vorrebbero iniziare l'iter? Che garanzie, insomma, che raccomandazioni farete? Allora, intanto abbiamo ad oggi una proroga certa da parte del governo che è al 31/12/2022, quindi i tempi sono abbastanza purtroppo stretti e andiamo avanti con proroghe di un anno alla volta. Sì. È sicuramente da dire che sono degli interventi abbastanza invasivi che danno sicuramente tanti vantaggi dalla riqualifica sia energetica, ma anche tutti questi appartamenti vengono rivalutati e guadagnano anche il 20-30% del valore dell'immobile. Sono dei percorsi non così immediati, comunque un progetto di questo tipo necessita di almeno 2-3 mesi di lavorazione, poi c'è il dialogo con tutti i subappaltatori, c'è poi la parte tributaria alla fine del cantiere, quindi adesso partirà questa fase per quanto riguarda questo cantiere, quindi le attività sono diverse, bisogna sicuramente avere dei progettisti che sappiano fare dei progetti solidi e all'interno dei perimetri di quello che chiede la legge. Il primissimo passaggio è comunque di fare una conformità urbanistica, quindi fare un accesso agli atti, verificare che lo stato di fatto sia uguale a quanto è depositato e da lì poi parte tutto il procedimento. So che altre opere in cantiere, ce n'è una qua vicino, ho visto anche iniziative che dovete iniziare a Grotte, insomma è una misura che è stata ben accolta. Sì, ad oggi abbiamo qualche migliaio di richieste, ahimè non si riuscirà chiaramente a fare tutto, soprattutto con una proroga così stretta. Abbiamo comunque un hub all'interno dell'azienda di 35 professionisti che monitorano tutto l'aspetto, come dicevo, sia tecnico che tributario e quant'altro. C'è tanta richiesta, chiaramente è molto vantaggioso. Sperando in proroghe più lunghe, intanto lavoreremo tutto ciò che ci arriva sostanzialmente. Un'opera che nel giro di qualche mese è stata realizzata, quindi un buon segno, bisogna andare avanti con altre iniziative che abbiamo visto state portando avanti. Sì, siamo veramente felici, contenti e soddisfatti dell'operazione perché effettivamente come era previsto è andato a buon fine. Come potete vedere l'immobile è stato completamente efficientato, quindi abbiamo fatto tutto i prospetti, i boiler dell'acqua calda, la sostituzione degli infissi delle caldaie e quant'altro, quindi è un immobile efficientato, un immobile che consumerà notevolmente in meno rispetto ai condomini che ci sono ad Agrigento. Questa è una delle prime ma non delle ultime iniziative che il nostro studio ha messo in campo. Già abbiamo iniziato il secondo immobile di 23 unità immobiliari, ma tra giugno e settembre inizieranno tantissimi condomini, quindi il consiglio che do a tutti i cittadini è quello di sfruttare questa possibilità data dal governo italiano di poter efficientare i nostri immobili, perché differentemente rispetto a quello che si pensa al luogo comune, i lavori effettivamente si iniziano e si finiscono senza uscire un euro. Mi occupo della gestione insieme a loro della ricerca dei clienti e dei lavori da fare per quanto riguarda lo sviluppo dell'ecobonus. Ci abbiamo sempre creduto in questo progetto e lo stiamo portando avanti. Stiamo lavorando bene sia nella provincia di Agrigento come nella mia provincia di Ragusa dove abito. La Duferco ha sempre creduto in questo progetto, come ho detto la prima volta, siamo alla ricerca anche dei lavori da fare perché è l'unica opportunità
opportunità che abbiamo oggi di poter risolvere dei problemi edili, di far sviluppare l'economia e far crescere e far lavorare le imprese locali. Non facciamo venire imprese diverse, ma devono lavorare soltanto imprese locali, sia da Agrigento, quelle di Agrigento, Ragusa, quelle di Ragusa. Questa è un'opportunità che abbiamo noi, che ha il cittadino, che abbiamo noi cittadini, di poter finire dei lavori che sono rimasti nel tempo molto tristi da vedere e oggi li stiamo portando a compimento grazie a questo ecobonus. Speriamo che molti cittadini stessi capiscano l'importanza e portano loro stesso avanti questi progetti. Ecco, volevo capire, di solito il sud viene considerato un po' una macchia oscura in questi settori, invece in questo campo insomma, ci siamo particolarmente, non abbiamo nulla che invidiare al nord, ecco questo volevo capire. Secondo la mia idea noi non abbiamo mai voluto nulla da invidiare al nord, da storia, poi questo è il mio pensiero personale. Per quanto riguarda invece l'aspetto dell'ecobonus, penso che proprio questo progetto è stato il primo progetto del centro-sud a partire e siamo fieri ad Agrigento, che sembra che sia un paese diciamo, molto lontano, è partito invece il primo progetto, di questo ne siamo fieri, non soltanto ad Agrigento. A Agrigento sono partiti diversi altri progetti, sono partiti in tutta la Sicilia diversi progetti e rispetto a tante altre regioni d'Italia, grandi regioni importanti, non sono partite nulla. Qui siamo invece molto avanti rispetto a tante altre regioni. Bene, abbiamo visto l'importanza di questi lavori che, come diceva il responsabile della Duferco, utilizzano solo imprese locali e ripetiamo, il primo appalto è partito nel sud ad Agrigento. Allora, leviamo i dubbi su quelli che sono le opere che un condominio diciamo, può effettuare nell'ecobonus 110, dottore Cultraro. Allora, cerchiamo di essere un po' più precisi. Cosa vuol dire efficientamento energetico? Quali sono le cose? Giusto per diramare magari qualche dubbio che la normativa prevede chi come me ce l'ha. La normativa prevede che per efficientare i nostri immobili possiamo effettuare due tipi di interventi trainanti ed interventi trainati. Interventi trainanti, lo dice la stessa parola, che trainano, sono il rifacimento dell'involucro ed il rifacimento dell'impianto di riscaldamento centralizzato, cosa che in città non c'è ormai in nessun condominio, se non in proprio rarissimi casi. Quindi diciamo che l'intervento principe è il rifacimento dell'involucro, quindi facciate ed tetto. Una volta che il condominio effettua questi lavori, può trainarsi altri interventi che riguardano interventi eseguiti all'interno dei nostri immobili, per cui la sostituzione degli infissi, la sostituzione delle caldaie, la sostituzione delle porte blindate, dei fine coiler, la possibilità di collocare impianti fotovoltaici, i boiler dell'acqua calda, anche la possibilità di rifare la pavimentazione con gli impianti radianti nei nostri appartamenti. Diciamo che questi sono i massimi gli interventi che possiamo fare nei nostri immobili. Questi lavori consentono di aumentare, migliorare energeticamente i nostri immobili, quindi di contenere, cerco di essere di contenere lo spreco di energia che i nostri immobili consumano. Quindi i nostri immobili consumano energia. Quindi per contenere questo consumo energetico, questo spreco di energia, perché dico avremmo bisogno per vivere nei nostri immobili molta meno energia, per cui questi interventi ci consentono effettivamente di ridurre o addirittura a portarli a zero il consumo energetico. Quindi come ho detto poco fa,
non pagare più la bolletta penso che sia il sogno di ciascun cittadino. Poi dico, fare del bene alla nostra madre terra non fa male, anzi dico, oltre a un problema, come dire, economico, dobbiamo pensare a quello che stiamo lasciando ai nostri figli, ai nostri nipoti, quindi evitare, limitare l'emissione di gas serra e quant'altro deve essere un obiettivo che deve essere conseguito nei prossimi anni. La speranza è che il governo, come ha detto poco fa l'architetto Grimaldi, proroghi la misura, perché la misura è prevista soltanto fino al giugno del 2022 e è prorogata al 31 dicembre del 2022 se vengono eseguiti almeno il 60% degli interventi al 30 giugno, ma onestamente è limitativo come tempo, ma anche come organizzazione degli stessi tecnici imprenditori, perché è ovvio che se uno ha delle date certe può anche un'impresa i tecnici possono investire nel futuro, cosa che oggi si trovano un po', come dire, impreparati o anche un po' spaventati, perché effettivamente non sanno se le stesse imprese, molte imprese mi dicono ma io non so se prendere altri condomini, altri appalti, perché non so effettivamente se ci sarà questa proroga. Sul fatto che però questa misura, che il governo non ci metta un soldo, secondo me è un fatto che pacifico, tant'è vero che il bonus ristrutturazione, che è nato con la legge finanziaria del 1997, quindi è da quasi 24 anni che esiste, ci sarà un perché i nostri governanti sanno che qualsiasi bonus sulla ristrutturazione porta i soldini, e porta tanti soldi. Prima perché c'era l'abitudine diffusa all'interno dei condomini di fare i lavori in nero, cosa che ha fatto emergere il nero all'interno del condominio, il bonus di ristrutturazione, ma è anche vero che si inizia un meccanismo per il quale ovviamente lo Stato quello che dà riceve sotto forma di imposte dirette e indirette, le riceve per intero, e dà ovviamente, se l'operaio guadagna, la spende, e quindi si inizia stiamo dicendo forse una cosa scontata, inizia ovviamente un meccanismo che favorisce l'economia generale. Quindi il consiglio, quello che do, è quello di affidatevi a professionisti, non abbiate paura nel iniziare questo iter, questo importante iter che vi consentirà di efficientare i vostri immobili e vi consentirà di vivere meglio nei vostri immobili. Architetto Grimaldi, ecco, molti le domande che fanno è quali requisiti bisogna avere per accedere a queste detrazioni e se tutti possono usufruire di queste agevolazioni fiscali. Sì, intanto il requisito fondamentale e preliminare è che per avere la possibilità di accedere al credito è fondamentale che vi sia un impianto termico, quindi l'immobile deve essere riscaldato. Ma non basta solo questo. Una volta appurato appunto che l'immobile è dotato di un impianto termico, poi bisogna capire se abbiamo la cosiddetta fattibilità, quindi quello che noi facciamo sul campo sostanzialmente, e parlo così anche un po' dell'iter, sì, è il seguente. Quindi noi, dopo aver appurato che gli immobili sono riscaldati e quindi vi è la possibilità di utilizzare il credito, immediatamente dopo andiamo a vedere se vi è la cosiddetta conformità urbanistica, quindi con l'aiuto degli storici condomini vediamo di andare a recuperare i documenti di impianto dell'immobile, quindi concessione edilizia con elaborati grafici,
facciamo un rapido passaggio al comune, dove per rapido metto 8 virgolette perché dipende spesso da comune a comune. Se per esempio noi lavoriamo un po' in tutta Italia, ci sono comuni che in una settimana rispondono, ci sono comuni, ad esempio nel Messinese, aspettiamo da 4 mesi una copia di un progetto esecutivo, per cui anche su questo purtroppo i tempi sono abbastanza lunghi. Comunque, appurata la conformità urbanistica, significa ovvero che l'involucro edilizio esterno è un involucro conforme a quello che era stato rilasciato in fase di costruzione. Facciamo un altro passaggio, andiamo a fare un passaggio anche catastale, perché alla conformità urbanistica bisogna anche affiancare la conformità catastale. Avere la conformità urbanistica significa avere il diritto di poter realizzare i lavori trainanti, quindi quelli dell'involucro esterno. Avere la conformità catastale significa invece avere quindi la possibilità di realizzare i lavori sia esterni che anche interni, così come aveva detto il dottore Cultrera prima, che incidono sulla proprietà personale di ciascuno. La mancata conformità catastale dal 2010 è un reato, perché se io dopo il 2010 ho stipulato un contratto di vendita in cui qualcuno ha dichiarato la conformità catastale che non vi era, sappiate che quello è un atto che ci può creare dei problemi, perché è un atto in cui qualcuno ha fatto una dichiarazione di falso, per cui quello che noi consigliamo è comunque andare a regolarizzare la posizione catastale, e devo dire che a fronte di una spesa minima, non superiamo certamente 1000 euro, c'è la possibilità di realizzare lavori che sommano almeno 20, 30, 40 mila euro, perché se pensate alla spesa per sostituire solamente gli infissi, ma anche le caldaie, insomma spese che sono davvero importanti, capite che l'investimento è davvero minimo. Parliamo però per l'eventuale regolarizzazione. Se invece vi è tutto in regola, non è necessario fare nessun tipo di regolarizzazione. Quindi una volta fatto il progetto di fattibilità si passa poi al progetto esecutivo, quindi i nostri tecnici energetici studiano l'involucro edilizio per capire quale intervento realizzare, come realizzarlo e perché è gratuito. È gratuito solo perché noi riusciamo con i nostri interventi a migliorare di almeno 2 classi energetiche. Questo avviene nella totalità dei casi, ma spesso passiamo dalla classe G alla classe A, quindi sono più di 2 le classi energetiche che superiamo. L'iter è abbastanza complesso, per cui infatti il nostro staff si compone di diversi tecnici, anche professionisti del settore fiscale e legale, perché è necessario oggi avere una competenza a 360 gradi proprio per mettere al sicuro anche i nostri clienti che hanno sempre il timore che possa succedere qualcosa che possa creare dei pregiudizi alla possibilità di condurre in porto questa tipologia di interventi. Dottore Cultrera, ecco una domanda che solitamente viene posta: tutti gli immobili possono usufruire dell'efficientamento energetico, cioè tutte le categorie di immobili? Mi riferisco, non so, anche le seconde case, per esempio, sì, impianti industriali? No, impianti industriali no. Aziende commerciali? No, dobbiamo fare una distinzione all'interno dei condomini. Se la maggior parte ha uso abitativo, possono usufruire del 110%, quindi possono fare, diciamo, l'involucro. Se all'interno di questi immobili ci sono attività commerciali o professionali, non possono usufruire. Possono usufruire per quanto riguarda il rifacimento dell'involucro, non possono usufruire invece per gli interventi all'interno dei propri immobili, quindi non possono sostituire infissi, non possono sostituire caldaie, e assolutamente questo non è per possibile. Le seconde case? Per le seconde case è anche possibile. Se io sono proprietario di 1000 appartamenti, posso effettuare gli interventi di rifacimento dell'involucro in tutti i 1000 appartamenti. Invece, per quanto riguarda gli interventi trainati, quindi il rifacimento, la sostituzione degli infissi e le caldaie, li posso andare a effettuare soltanto in 2
immobili. Quindi negli altri 998 io non posso effettuare gli interventi trainati. Quindi diciamo che più favorisce le abitazioni ad uso, cioè gli immobili ad uso abitativo. Se all'interno, se per esempio nel magazzino c'è un'attività commerciale, No. non... Possono effettuare lavori condominiali, ma non nei lavori individuali non li possono effettuare. La categoria catastale che viene, tra virgolette, premiata è la categoria A, quindi unità abitative, ad esclusione delle categorie A1, A8 e A9, ovvero castelli, a meno che non ci sia la presenza di pubblico. E invece i magazzini che appartengono alla categoria C hanno semplicemente il diritto di, se fanno parte appunto di un involucro condominiale, hanno il diritto di avere la gestione del credito per i lavori condominiali, quindi quelli all'involucro esterno. Bene, per continuare, ma i magazzini, essendo involucri, cioè la parte della facciata che siccome è un involucro non riscaldato, l'intervento della facciata non va al 110, può usufruire del bonus facciata del 90% o del bonus sulla ristorazione del 50%, quindi è anche agevolata diciamo, le facciate che coprono aree fredde non possono usufruire del 110%, come abbiamo detto prima. Bene, per ciò che riguarda l'aspetto legislativo, era presente all'inaugurazione l'onorevole Sodano, l'agrigentino onorevole Sodano. Se la regia manda questa intervista, grazie. Anche l'onorevole Michele Sodano presente a questa iniziativa, un'iniziativa sicuramente una delle prime in Italia che vede Agrigento partire con questa legge dell'ecobonus 110%. Sì, questa è l'inaugurazione di un cantiere che permetterà agli abitanti di 9 unità abitative a Monserrato, nella periferia di Agrigento, di avere case sicure, ristrutturate, che consumano meno gas ed energia, e tutti questi lavori sono fatti a costo zero grazie ad una misura su cui ho lavorato personalmente, che il Movimento 5 Stelle ha fortemente voluto, che è quella dell'ecobonus al 110%. Adesso, al di là del lato energetico, quindi questa palazzina probabilmente non sarebbe mai stata ristrutturata senza questo incentivo statale, ma pensiamo anche alla grande gioia di queste persone che ricominciano a lavorare, l'edilizia che finalmente riparte ad Agrigento e in tutta Italia. Servono maestranze, servono i giovani architetti, ingegneri che magari sono andati fuori e possono ritornare a vivere e lavorare qui, e naturalmente pensiamo anche quindi a tutto l'indotto che si verrà a creare dal punto di vista economico. Ecco, io sono veramente soddisfatto ed orgoglioso. Agrigento dimostra di essere una delle prime città a sapersi muovere, a sapere recepire questi incentivi e a metterli a frutto. Quindi Salvatore Cultrera, dottore Cultrera, il nostro auspicio, diciamo l'auspicio di tutti, è quello che il governo, diciamo, possa in un certo senso prorogare questa legge che, insomma, sta avendo particolari risultati, perché chiaramente, come lei sottolineava poco fa, c'è un effetto moltiplicatore, in quanto le aziende, diciamo, devono essere in regola, i lavoratori devono essere in regola, chi fornisce le apparecchiature, le caldaie, le serramenti, insomma sono tutte cose che poi devono essere fatturate, quindi diciamo l'aspetto importante è che emerge un nero, tra virgolette, che insomma prima nei lavori condominiali, insomma, si sa come andavano, no? Sì, assolutamente. L'augurio, come diceva lei, è che ci sia la proroga, anche se il Draghi ha detto che la proroga arriverà con la legge di bilancio del 2022, però sarà in ogni caso tardi perché è necessario dare la possibilità alle imprese, ai tecnici, ai condomini di organizzarsi. È ovvio che tenere con
fino al dicembre del 2021 tutti con l'attesa di aspettare questo 2000 fino nel primo pomeriggio parlavo con un imprenditore, mi diceva io prenderei altri condomini, ma se io non ho la certezza non mi voglio esporre, perché ovviamente dico, non può esporsi, per cui dico veramente l'augurio è che questo diventi un beneficio strutturale, per cui dico che questo, diciamo, che è il bonus ristrutturazione che nasce nel 97, ogni anno hanno sempre detto che sarebbe stato l'ultimo anno, quindi questo può esserci, come dire, d'augurio per il super bonus, e quindi che diventi una misura strutturale per consentire ai più scettici e chi pur credendoci non può arrivarci per una questione di tempo, perché non ci sono tutte queste imprese disponibili a fare i lavori. E quello che io dico sempre ai miei amministrati è quello che questi tipi di interventi saranno sicuramente, tranne qualche caso, eseguiti da imprese serie, la cosiddetta zia Maria, come io la definisco, cioè quella impresa che è nata ieri ed nel giro di qualche anno, mese finisce, non può mai fare un'attività, un lavoro del genere. Quindi io mi sento di tranquillizzare la cittadinanza, nel senso che sicuramente le imprese sono imprese di un certo calibro, imprese che hanno una storia, imprese che hanno lavorato con il pubblico e oggi stanno dirottando sui condomini, sul privato. Io casi di aziende con le quali stiamo iniziando le attività, che fino a qualche mese fa, fino all'anno scorso, lavoravano col pubblico e oggi stanno dedicando la propria struttura, il proprio tempo ai condomini, perché si rendono conto che può essere un'attività remunerativa, un'attività importante. Architetto, allora ci abbiamo alla conclusione di questo nostro approfondimento sulla tematica dell'eco bonus. Diamo le ultime rassicurazioni per evitare tra l'altro di fare anche degli errori, perché come diceva lei, insomma, il progetto è abbastanza complesso, l'iter è abbastanza complesso, quindi diciamo la garanzia di affidarlo a degli studi, a dei professionisti che già in atto hanno iniziato e concluso i lavori, diciamo, è un ottimo viatico per il futuro, no? Sì, a differenza di quello che è avvenuto in passato nel mondo condominiale, che ben conosciamo, oggi c'è un regime delle tutele molto, molto spinto. I tecnici, gli asseveratori, i progettisti, i direttori dei lavori, le imprese hanno un obbligo di stipula di polizze assicurative che non sono delle polizze generiche, ma sono delle polizze direi ad personam, cioè cantiere per cantiere. Quindi il progettista ad esempio ha l'obbligo di avere una polizza di adeguato massimale che è intestata a quel cantiere. Quindi se noi ci troviamo davanti a un cantiere da €1.000.000, il progettista deve stipulare una polizza che copra e garantisca fino a €1.000.000, ma non 10 cantieri da 1 milione, direttamente quel cantiere da 1 milione. Per cui se fa un danno per una cattiva progettazione, si può sempre escutere la polizza, che tra l'altro è decennale postuma, cioè significa si concludono i lavori e per 10 anni alla conclusione dei lavori chi li ha realizzati e chi li ha diretti ne risponde appunto con la propria polizza che, ripeto, copre l'intero massimale. Questo nel mondo condominiale non è mai avvenuto, perché il dottore Cultrera mi può dare conferma, nella migliore delle ipotesi le imprese hanno una polizza generica, così come i professionisti che sono comunque obbligati ad avere una polizza, ma mai una polizza sul cantiere. Per cui da questo punto di vista
c'è la massima garanzia. Questo perché? Perché la misura è importante, i numeri messi in gioco sono importantissimi e chiaramente lo Stato, ovvero Agenzia delle Entrate ed Enea, non devono andare a rincorrere nessuno per eventuali problemi di natura fiscale o di natura tecnica. Devono avere ben chiaro che chi rischia è l'asseveratore, chi rischia è il tecnico, chi rischia è l'impresa. Tanto che sono previste delle sanzioni civili e penali, ad esempio per i tecnici, che per esempio già come ammenda parliamo di 15.000 euro per ogni unità immobiliare in carico al tecnico se assevera, se fa delle asseverazioni non congrue. Anche sul discorso dei massimali e delle competenze che vengono quantificate, anche lì va fatto un parere di congruità. Qualora sbagliato il tecnico ne risponde civilmente e penalmente, quindi tutto questo nel mondo condominiale non era mai avvenuto, quindi mai come adesso vi è ampia garanzia di non avere grattacapi per il futuro, per cui veramente non si capisce come non si possa usufruire e quindi utilizzare questo beneficio e questa grande opportunità che spero duri nel tempo. Dottor Curciara, lei le conclusioni di questo nostro approfondimento sull'Ecobonus 110 con, diciamo, la raccomandazione da fare verso i condomini che magari, insomma, manifestano delle perplessità. No, quello che dico sempre è quello di non avere assolutamente fretta. Deve essere una decisione ponderata, una decisione anche, come dire, perdere un po' più tempo per essere convinti della bontà dell'operazione, anche se io ci credo in questa misura, ci credo per tanti motivi. La raccomandazione è quella di affidarsi ad professionisti a partire dall'amministratore di condominio seri, da professionisti validi, professionisti che studiano, perché ovviamente bisogna studiare la materia ed approfondirla ed farsi consigliare anche nella scelta dei tecnici o delle imprese che possono effettuare questi lavori. I benefici sono tantissimi. Rinunciare magari a qualche parte dell'appartamento perché io ho chiuso una veranda di 3 metri, l'ho fatto diventare bagno o cucina, secondo me è una rinuncia che, perché quella va eliminata, è una rinuncia che può essere fatta senza alcun sforzo, perché i vantaggi sono notevoli, come abbiamo ampiamente detto. Avere paura dell'Agenzia dell'Entrata o dell'Enea significa non fare nulla nella vita, perché l'Agenzia delle Entrate ha il suo ruolo e deve svolgere il suo ruolo a tutela di tutti, ma pensare perché dietro c'è questo mostro dell'Agenzia delle Entrate, che non lo è, ma è soltanto svolge un ruolo istituzionale molto importante, non porta a nulla. L'Agenzia delle Entrate deve fare il suo lavoro, i tecnici devono fare il proprio lavoro, gli amministratori devono fare il proprio lavoro, quindi una collaborazione da parte dell'amministratore, dei tecnici, dell'impresa e dei condomini, perché la collaborazione ci deve essere, vi garantirà la possibilità di effettuare i lavori senza alcun timore. Per cui dico fatelo, efficientate i vostri immobili
sia per voi, ma anche per dare un altro volto alla nostra città, perché se tutti facessimo le facciate dei nostri immobili se ci fossero dovunque impianti fotovoltaici, boiler dell'acqua calda, daremmo un'altra immagine della nostra città. Sarebbe bellissimo immaginare i nostri immobili tutti ristrutturati, vederli con impianti fotovoltaici, con i boiler, non essere sempre gli ultimi nella classifica e dare, come dire, un'altra immagine. Del resto Agrigento non è così grande, capisco che non si potrebbero fare tutti gli immobili, ma sbrigatevi ad deliberare e ad andare avanti e effettuare questi lavori. Alla fine sarete soddisfatti e contenti del risultato. Bene, ringraziamo l'architetto Giuseppe Grimaldi, il dottore Salvatore Coltrera, presidente della NACI, amministratore dei condomini. Abbiamo voluto con questo speciale un po' chiarire le idee su questa importante legge cosiddetto cappotto termico, efficientamento energetico degli immobili, che diciamo è molto importante sia da un punto di vista ecologico che anche da un punto di vista diciamo imprenditoriale, perché mette in moto una serie di persone fisiche, imprese, tecnici, tutti diciamo finalizzati appunto alla realizzazione di un migliore efficientamento energetico. Grazie dottore Salvatore Coltrera, a voi, grazie per l'invito. Architetto Grimaldi, e ricordiamo che la trasmissione si può vedere su TVA canale 92 in tutta la Sicilia, in streaming sul sito televideoagrigento.tv e sarà pubblicata interamente sui social, sui nostri canali Facebook e YouTube. Grazie e una buona serata. Buonasera.